What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike. Presso la ditta Gallicani Piante si presenta una nuova edizione della Pistoia Fiorano Modenese, una classica del ciclismo tra la Toscana e l'Emilia Romagna, una corsa che anche quest'anno rinnova la sfida a raggiungere Fiorano Modenese dopo 161 km di gara. Era partita come la revocazione della Firenze-Modena e adesso negli ultimi anni è diventata Pistoia Fiorano Modenese, un percorso che si presta agli attacchi, un percorso che sicuramente farà emergere i corridori più in forma del momento. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato in questa conferenza stampa. Domizio Spadi per il Comitato Provinciale di Pistoia, per celebrare quello che è un po' un fiore all'occhiello del vostro comitato, questa Pistoia Fiorano Modenese, una corsa che in pochi anni ha saputo farsi apprezzare. Sì, è una gara molto importante per la provincia di Pistoia perché rappresenta il fiore all'occhiello per quello che riguarda le gare ciclistiche per Under 23. Come gara è calata un po' di tono perché è passata da una gara regionale da gara nazionale, ma questo non cambia assolutamente niente. La gara è sempre importante, è sempre una gara che parte da Pistoia e arriva a Modena e sono pochissime le gare che fanno queste trasferte così importanti da regione a regione. La gara ha sempre avuto degni vincitori, auguriamoci anche quest'anno ci sia una buona partecipazione e un degno vincitore della manifestazione. Franco Bitossi ha scoperto di avere un tifoso in più. Quest'oggi qui alla Gallicani Piante ha scoperto che Yolf Gallicani e tutta la sua famiglia lo hanno seguito. Ebbene, io penso che faccia piacere trovare degli appassionati come questa famiglia. Sì, infatti veramente sono rimasto molto ammirato, insomma. Ho capito proprio la passione del tifoso, del ciclismo, con tutti i ritagli di giornali che ha messo da parte. Insomma, ci sono questi personaggi e noi che siamo stati protagonisti, siamo protagonisti di quelli che corrono ora nel mondo dello sport, nel mondo del ciclismo, debbono dire grazie a queste persone perché veramente hanno una grande passione. Romano Giannoni, che con l'OCIP organizza questa manifestazione, una manifestazione che è nata come Firenze-Modena e adesso è diventata Pistoia Fiorano Modenese, una corsa che unisce due grandi regioni ciclistiche. Sì, noi avevamo iniziato con la Firenze-Modena per ricordare, diciamo, l'impresa che fece Fausto Coppi nel 1940 e si era cercato di rifare il solito percorso. Però ho visto negli anni che purtroppo, i nostri corridori, l'abetone gli restava un po' di gesto e allora abbiamo pensato di cambiare percorso e di farlo un po' più leggeri, tutto lì. Resta sempre, allora cambiato percorso, si è cambiato anche il nome, invece di Firenze-Modena, Pistoia Fiorano, perché parte da qui, è inutile dire continuare Firenze. Se si faceva sempre il solo percorso, bene, si poteva, però cambiando quello, cambiando questo. Poi abbiamo trovato un amico come Gallicani, uno sponsor, un amico, diciamo, che ci dà una mano. Sono una famiglia veramente che è difficile trovare un altro uguale, che per il ciclismo danno tutto, anche figlioli, le nore, tutti. E poi avete visto anche voi stamattina. E quindi loro ci tenevano a fare questa presentazione, ci tenevano a continuare a partire qui e io d'altra parte diciamo, sono loro che mi danno la possibilità di continuare e volentieri faccio questo. Gallicani Piante è sicuramente un punto fermo di questa manifestazione, da qui prenderà il via il 2 giugno alle ore 11:30 e poi si arriva a Fiorano Modenese grazie anche alla collaborazione con il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro. Sì, in particolare l'amico Montanari che insieme a me da quando è nata, diciamo, questa corsa qui, lui ha sempre collaborato. D'altra parte se non ci avessi lui su Fiorano sarebbe difficile per me arrivare lassù, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista anche di collaborazione. Per me Montanari è tutto, ecco, lo metto insieme agli sponsor, diciamo. Senza gli sponsor non si fanno le corse e senza Montanari questa corsa non si potrebbe fare, quindi grazie veramente a Giulio.
Giacomo Bacci, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana, questa corsa che parte da Toscana ed arriva in Emilia-Romagna, una corsa che unisce due regioni che davvero sono l'anima del ciclismo. Ma credo proprio di sì, due regioni importanti, due regioni che nel palmarès nazionale sicuramente sanno dire la sua. Non per ultimo lo abbiamo visto quanto anche il ciclismo toscano ha saputo dimostrare, e lo ha fatto con le 2 tappe vinte da 2 toscani puri al Giro d'Italia. Io credo che questo sia una dimostrazione importante di quanto il lavoro fatto dai nostri dirigenti, dai nostri direttori sportivi abbia portato anche dei frutti importanti. La Pistoia Fiorano Modenese è una corsa lunga, 160 km, una corsa in linea. I corridori sicuramente si daranno battaglia perché è un percorso che stimola sicuramente gli attacchi, è un percorso che stimola anche la fantasia dei corridori. Credo proprio di sì, tu abbia centrato proprio l'obiettivo, una classica, la definirei una classica di mezza stagione che sicuramente ha nel palmarès e anche nella sua riuscita una relativa importanza all'interno del movimento ciclistico toscano, quindi io credo che chi vince questa gara abbia sicuramente nelle gambe l'opportunità e la parietà di portare in futuro il suo nome a livello professionistico. Si parte da Pistoia ma si arriva a Fiorano Modenese allora con Giulio Montanari del gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, perché questa partnership con l'OSCIP va avanti da tanti anni e anche quest'anno l'abbiamo rinnovata. Sì, con Romano e la OCP ci troviamo divinamente, loro curano tutta la parte iniziale, noi cerchiamo di curare il finale. Abbiamo, come ho già detto tante volte, tanti amici che ci danno una mano sia economica che a livello proprio operativo. Direi che abbiamo già buttato le basi anche per l'anno prossimo. Romano dice: ma io sono vecchio, io credo che con la sua esperienza possa continuare ancora per qualche anno a lavorare su questa manifestazione che dopo la modifica direi che è diventata un pochino più leggera, ma però più spettacolare, soprattutto più abbordabile a tanti corridori. Ecco, a questo punto aspettiamo tutti i corridori, tutti gli appassionati a Fiorano Modenese e diciamo che come tutti gli anni saprete accoglierli alla grande. Speriamo di riuscire a far bene anche quest'anno, il circuito finale è quello che attira sempre un po' di pubblico in più. Noi per quanto riguarda il discorso dei festeggiamenti a fine corsa direi che siamo già pronti, potremmo farlo anche domani insomma. Con Iolf Galligani che è un po' colui che tira avanti questa famiglia che davvero negli ultimi anni si è dedicata molto al ciclismo con la partenza della Pistoia Fiorano Modenese, e quest'oggi anche una soddisfazione particolare perché vedere Franco Bitossi qui alla presentazione di questa corsa qui nei tuoi locali è stata una bella emozione. Che dire, con Franco diciamo mi commuovo parlare di Bitossi, ma ha rivelato il periodo più bello diciamo della mia passione sportiva per il ciclismo, le imprese, le gare che ha vinto. E poi con Franco sono sempre stato bene anche come amicizia, siamo sempre rimasti in amicizia anche dopo la fine della sua carriera, e averlo qui oggi mi ha fatto veramente un grande piacere, ecco. È una cosa che ci tenevo, di grandi campioni nel ciclismo ce ne sono stati tanti. Bitossi non sarà stato un campionissimo, però è stato uno che ha vinto, ha saputo vincere, per lui il ciclismo è stato tutto, per la nostra famiglia è stata una bella soddisfazione. Senti, state già preparando ovviamente l'accoglienza per i corridori per il 2 di giugno, tu e tutta la tua famiglia vi state preparando a questo grande evento quando da qui partirà la Pistoia Fiorano Modenese. Sì, noi si cerca di fare le nostre forze, come ripeto, nei limiti del nostro possibile si cerca di dare una mano all'OSCIP, con Romano Giannoni siamo sempre stati in buoni rapporti, si fa il possibile perché questa gara continui a essere e ad avere l'importanza che ha.
gli abbiamo trovato il percorso giusto, speriamo che tutto vada bene. Lì a Fiorano l'accolgano con passione, il Cavalier Muzzini tramite il signor Giulio Montanari è felice di avere questa manifestazione. Riunire le due regioni, siccome noi ci teniamo, non siamo come certi gruppi sportivi della Toscana che hanno la possibilità di fare gare una dietro l'altra nei paesi. Cercare di tenere unito Pistoia con Modena per noi ci sembra una cosa bella, una cosa anche importante. Ecco. Simona Pallini, responsabile dell'ufficio sport della provincia di Pistoia, per questa che è una classica del ciclismo pistoiese, e queste realtà sono davvero belle non solo nel ciclismo ma anche in tutto lo sport pistoiese. Sì, io faccio una premessa, ecco, come diceva lei, lo sport pistoiese è estremamente ricco ed eterogeneo, è una ricchezza che a noi come provincia chiaramente non ci può fare altro che orgogliosi, però il ciclismo si specializza anche in questo, non solo perché è estremamente seguito nella nostra provincia, ma anche perché si caratterizza per tutte queste serie di corse, di gare che sono veramente classiche, che sono le tradizionali corse di successo della nostra provincia. Io lo dicevo prima appunto in conferenza stampa, si specializza anche per gli sponsor, perché come lo vediamo oggi sono sponsor che ci mettono il cuore, ecco, ci mettono un impegno, che sono particolari anche all'interno del mondo sportivo.